Giovedì 21 dicembre, presso l'ospedale Santissima Trinità di Sora, il Sovrano Ordine di Malta, attraverso il delegato di Veroli Alessandro Bisleti ed alcuni volontari, grazie alla generosità di un anonimo benefattore, ha donato dei fasciatoi al reparto di pediatria del nosocomio sorano. L'Ordine di Malta è una delle istituzioni più antiche della civiltà occidentale e cristiana. Ordine religioso laicale della Chiesa Cattolica, sin dal 1113 è soggetto di diritto internazionale ed ha relazioni diplomatiche con più di 100 stati e con l'Unione Europea ed ha anche lo status di osservatore permanente alle Nazioni Unite. In aderenza alle peculiarità della propria missione umanitaria, svolge attività per la difesa della dignità umana e l'assistenza alle persone nel bisogno, e la donazione all'ospedale Sorano ne è piena testimonianza. A ricevere i doni il primario del reparto con i rappresentanti della direzione sanitaria. Oggi stiamo facendo questa donazione all'ospedale perché grazie a dei donatori che ci hanno permesso di fare queste donazioni, oggi sempre più le difficoltà ci sono, quindi è compito nostro essere presenti nel territorio e cercare di aiutare con tante piccole cose. Oltre a questo servizio di oggi abbiamo donato all'ospedale anche dei Castelli Romani uno spirometro e cerchiamo sempre di fare piccole grandi cose ed è un'iniziativa proprio importante visto il periodo storico che è sempre più difficile in questo momento, la povertà è in aumento. Quindi il compito della delegazione è anche assistere un po' le persone meno abbienti e i malati. Quindi noi come nostra delegazione abbiamo un magazzino a Ceprano come responsabile, quindi grazie alla finanza ci permette di ritirare i prodotti che vengono ritirati e sequestrati e poi noi li doniamo a persone che hanno bisogno, da case famiglia a tanti altri gruppi di aiuto, insomma. Ecco.